Paolo Pizzolato del Grande Nord. Buonasera a tutti, buonasera. Paolo Pizzolato, allora Paolo Pizzolato tra l'altro ha lavorato e lavora in ambito bancario, per cui la vicenda delle ex popolari l'ha seguita molto attentamente, sapendo di che cosa si stava parlando, no? Sì, io tento di dividere, direttore, il mio intervento in tre parti. Certo. Il primo politico, il secondo morale, perché parlerò anche un momento di moralità a livello di paese, e poi quello economico, che è proprio quello più interessante, quello delle banche. Il primo politico relativamente al titolo che abbiamo questa sera come serata, se il governo cade o non cade. Il governo, lo dico anche sapendo e conoscendo anche tanta gente che c'è al suo interno, tanta brava gente che c'è al suo interno in questo momento, non può cadere in questo momento, almeno in questo momento, per dei motivi ben particolari. Uno, perché manca pochissimo per andare a elezioni in Europa, per cui non è di certo il caso di far cadere il governo. Due, noi dobbiamo ricordare che quando ci sono state le elezioni sono state vinte dal centrodestra. C'è stata una particolarità perché gli ultimi giorni, quando sembrava che tutto cadesse, dovessimo andare di nuovo a elezioni di nuovo anticipate, c'è stato un momento in cui non si sapeva cosa fare. Quello che è venuto fuori a livello di governo fra 5 Stelle e Lega è stato sicuramente un qualcosa di molto anomalo che qualcuno ancora adesso non ha ancora capito. Però bisogna dire che in quel momento quelli che erano stati eletti soprattutto per la prima volta in Lega Nord, il Movimento 5 Stelle, non sapevano come fare per cercare di fare in maniera di continuare a stare a Roma. Mi dispiace fare questo passaggio anche un po' delicato, un po' brutto, però quello che è stato deciso di fare è stato quello di fare un governo di sopravvivenza che potesse tenere testa, pur essendo anomalo, perché ripeto aveva vinto il centrodestra, per cui secondo me Forza Italia ogni tanto quando alza la testa non ha tutti i torti, per carità di Dio, c'è un qualcosa di anomalo che sta cercando solamente di sopravvivere. Perché bisogna sopravvivere? Bisogna sopravvivere soprattutto per cercare di portare a compimento il mandato minimo previsto per poter portare a casa il fondo pensionistico dopo che uno ha fatto una legislatura. Mi dispiace essere così un po' sarcastico, però la verità è anche questa qui. Purtroppo la mia realtà è questa e da quello che ne so io il governo va avanti anche per questo motivo. Sarà un governo che probabilmente riuscirà a reggere per alcuni altri mesi fino a quando appunto non avverrà questa data. Dopodiché sicuramente non andremo a elezioni anticipate, perché in questo momento il governo anche tiene duro, perché c'è anche un altro motivo, non c'è alternativa, non c'è nessuna alternativa, non si saprebbe chi poter votare per andare al governo, visto che prima abbiamo avuto 5 anni di un governo, soprattutto chiamiamolo tecnico, fra virgolette, perché il testimone è sempre stato passato da una mano all'altra dei presidenti del Consiglio, dove nessuno sapeva chi li avesse eletti, però sono andati avanti. Secondo punto, secondo passaggio, la questione morale. È un paese che sta andando un po' a pezzi a livello di moralità. Oggi è stata approvata una legge dove non ci potranno più essere sospensioni, richiami, di tutto e di più all'interno delle scuole. L'educazione civica non funziona e non c'è più. È stata però ripristinata, no? Questa è la notizia. È stata ripristinata come materia dopo tanti anni, sì, però esatto. Secondo me il peggioramento che c'è stato in questi anni avrà bisogno di diversi decenni per poter essere recuperato. Se ripristinare l'educazione civica all'interno delle scuole potrà significare qualcosa, perché vedo una perdita di moralità assolutamente eclatante nel nostro paese. Viene eletto Conte, non si sa bene se il suo curriculum corrisponde a verità oppure no. Un anno fa, direttore, ridavamo qui all'interno perché stavamo parlando di questi argomenti qui e veniva anche da sorridere. Adesso troviamo Siri che è indagato. Sinceramente certe volte anch'io sono stato candidato con il Consiglio Comunale o in qualche altra parte, mi ricordo che dovevi portare anche, chiedo scusa alle signore presenti in studio e qui si sta ascoltando, anche il colore delle mutande che avevi addosso. Non capisco il perché ci troviamo certe persone in certi momenti che sono state elette. Ogni modo lasciamo fare quelli più grandi, più importanti di me, e questa sarà la loro scelta, che la facciano giusta. In questo paese sta iniziando a governare malavita, mafia, le forze dell'ordine purtroppo sono sempre in difficoltà, e soprattutto quando vengono fatte piccole leggi, perché quello sulla difesa personale è una legge piccolissima che è stata appena ritoccata, ci si mette sempre di mezzo, scusatemi, il magistrato di turno che dice, scusate il termine dialettale, scusate, bene. tanto
poi decido io se si tratta ancora di eccesso di legittima difesa. Piccolo esempio, così facciamo presto: se viene un ladro all'interno della mia casa, in questo momento, finalmente adesso, posso sparare. Se però il ladro sta fuggendo, io lo colpisco alla schiena, ancora una volta sarà eccesso di legittima difesa, perché se stava scappando, anche se era dentro casa, non potevo assolutamente permettermi di poter sparare. Perché? Perché non esiste la tutela della proprietà privata. Manca la legge sulla proprietà privata, perché chiunque può venire dentro a casa tua e dire: scusa, ho sbagliato solamente il numero civico. E se c'è gente che ancora può permettersi in questo momento di poter dire tanto poi decidiamo noi, vuol dire che anche se vengono fatte le leggi non conta assolutamente nulla, perché ci sono dei poteri più grandi e più forti che possono addirittura fermare un governo, o che potrebbero addirittura fermare il capo dello Stato, come lo sappiamo perfettamente. La parte tecnica, che è quella, ed economica, che è quella che mi interessa di più. Un 0,2 che è stato fatto praticamente, che abbiamo sentito questa sera di vice direttore del Sole 24 Ore, è una bazzecola rispetto ai dati che abbiamo, soprattutto anche i dati che abbiamo all'interno delle banche noi, con un'economia molto in difficoltà, con le fatture elettroniche di cui nessuno parla più, che stanno mettendo completamente in difficoltà commercianti e artigiani, perché la partenza e la risposta si sono talmente dilungate e prolungate che c'è un incasso che è troppo lasco di tempo, per cui la gente economicamente è in attesa dei crediti che avanza. Se avanzo soldi non posso permettermi di acquistare merci, per cui non riesco a mettere in moto la mia economia. Ma la cosa eclatante è che tante volte noi parliamo di diminuzione delle tasse. Questo è un paese dove le tasse non potranno mai diminuire fino a quando giorno per giorno aumenta il debito pubblico. È una cosa assurda che uno possa permettere di diminuire le tasse. Io posso solo esclusivamente stabilizzarle. Le bollette sono già aumentate, 15 centesimi la benzina, le accise sono già aumentate. Vi faccio un piccolissimo esempio, poi chiudo. Io fra poco andrò in esito in pensione. Sapete quanti soldi a livello di montante che ho messo da parte nel corso della mia vita lavorativa, 42 anni e 10 mesi di lavoro? Ho messo da parte, ho fatto il conto con il tabulato dell'Inps, 1.076.000 euro. Ne porterò a casa 100.000 di liquidazione di TFR, ne porterò a casa, se vivrò fino a 80 anni, ne ho una sessantina, altri 200-300.000 euro. Alla fine di tutto quanto io porterò a casa 500.000 euro di quelli che ho accantonato presso l'Inps. Mi potete dire gli altri 500.000 euro che ho dato all'Inps dove sono andati a finire, visto che quando abbiamo portato dentro l'Inpdap abbiamo creato un ulteriore buco, visto che abbiamo fatto quel benedetta legge di assistenza di 500 euro anni fa per gli immigrati di cui nessuno parla più, e adesso ci laviamo tanto la bocca del reddito di cittadinanza? Ma guardate che è una cosa penosa questo paese a livello economico. Per quello l'Europa ci bacchetterà sempre, perché non siamo in grado economicamente di avere a teste che ci conducono per mano, e sicuramente il prossimo governo che avremo sarà di nuovo l'ennesima volta un governo tecnico. Bene, Pizzolato. Volevo sinceramente, anche se non spetta a me, scusarmi davanti a tutti i telespettatori. Perché? Io sono un dipendente bancario e quello che è successo con le banche all'interno del Veneto è stata una cosa allucinante. È stata una cosa allucinante perché io ricordo 2 o 3 anni fa quello che è successo con Montepaschi di Siena e Banca Etruria. Anzi, inviterei chi ci sta vedendo in questo momento a stare ben attenti, perché i dirigenti che a quell'epoca avevano commesso determinati reati, che erano stati coinvolti in alcuni scandali che poi sono stati recuperati grazie all'intervento del governo, cosa scandalosa perché le banche dovrebbero arrangiarsi, guardate che in questo momento stanno già di nuovo amministrando altre banche, forse un po' più piccole, ma nessuno è uscito di scena. Qui bisognerebbe tentare di capire com'è possibile, io risparmiatore o io dipendente, e per quello che mi permetto essere io personalmente che chiedo scusa alla gente, com'è possibile che io possa fare sì che la mia banca di fiducia, quella in cui credo, quella sotto casa, quella in cui ho investito tutto quello che potevo sperare in futuro, i soldi dei miei figli, i soldi che ho portato a casa, di tutti i miei sacrifici, possa a un certo punto crearmi un disagio come quello che è stato creato. Innanzitutto a livello governativo è un'assurdità, una cosa incredibile che venga restituito solamente il 30% dei miei risparmi e dei sacrifici della mia vita, una cosa vergognosa, attinti dai crediti dormienti che esistono da anni, e anni. Io mi metto nei panni di tutta quella povera gente che ha messo da parte risparmi e che si vede recuperare solamente il 30%, che è già una vittoria. Ringrazio Miatello. Meglio che niente, diciamo. L'ho incontrato un mese fa Miatello, che ho sempre detto che ero sempre scettico, infatti per fortuna un po' di scetticismo era anche giustificato, perché sapevo bene o male come andava a finire. Mi chiedo, questo paese della vergogna come possa permettere che in questo momento, anche a livello di moralità,
faccia sì che i risparmi di una vita vengano dissolti come neve al sole nelle banche, che sono una delle fonti principali dove noi credevamo. Banche, la nostra casa, i figli e la famiglia, e queste cose qui stanno crollando completamente e saranno lo sfacelo di questo paese, perché stiamo andando abbastanza alla deriva. Ecco, grazie Pizzolato, grazie, dobbiamo chiudere.